Da buona giornata e ben ritrovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina parleremo di lavoro, un tema ovviamente che interessa un po' tutti, perché il lavoro poi è cambiato profondamente e lo sappiamo bene negli ultimi mesi, o meglio oramai negli ultimi anni. Naturalmente ci sono anche dei dati legati alla cronaca, purtroppo. C'è una questione importante che è quella che riguarda i più giovani e di questo chiacchiereremo grazie a Gianfranco Refosco, che ringrazio, benvenuto. Grazie a lei, buongiorno. Segretario generale di CISL Veneto. Poi faremo staffetta con Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, che è comunque qui con noi anche se per ora non si vede e che poi coinvolgeremo. Allora, cioè, è difficile anche partire, no? A parlare di lavoro. Abbiamo scelto un titolo un po' generico che è il mercato del lavoro. Se lei potesse raccontare diciamo, che cosa è sostanzialmente cambiato, diciamo, nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi? Stiamo vivendo delle fasi di grande e molto rapido cambiamento nel mercato del lavoro. Abbiamo avuto un 2020 segnato dalla pandemia, da un grandissimo utilizzo degli ammortizzatori sociali, con la fermata di molte attività. Abbiamo avuto un 2021 che soprattutto nella seconda metà dell'anno ha visto una forte e consistente e positiva ripresa produttiva e anche occupazionale. Poi sono arrivati verso la fine dell'anno scorso dei problemi legati soprattutto all'aumento dei costi dell'energia e alla difficoltà di reperimento di materie prime e semilavorati, che hanno praticamente fermato le imprese non perché non avevano ordini, come avevamo vissuto nelle crisi precedenti, ma perché non avevano il necessario per produrre. E poi è arrivata la guerra in Ucraina con le sanzioni che ha comportato, giustamente comportato dal nostro punto di vista, ma con le ripercussioni che questo comporta. Ecco, quindi è un mercato del lavoro in fortissimo cambiamento che ha visto accelerarsi, io lo direi così, in questi 2 anni, quello che è una vera e propria recessione demografica. Il numero di persone che escono dal mercato del lavoro è molto più alto dei giovani che entrano nel mercato del lavoro e quindi abbiamo 2 problemi di quantità e di qualità delle competenze da inserire nei posti di lavoro. E non abbiamo tempo, mi viene da dire. Il tempo ce l'avevamo perché erano tutte cose già scritte da tempo, queste da almeno un decennio, però se non si opera poi quando si arriva a gestire il problema si arriva sempre in emergenza. Questo purtroppo è uno dei problemi di questo Paese, tant'è vero che questa rincorsa al declino demografico tuttora non abbiamo messo i provvedimenti giusti per prepararci al prossimo decennio. Ecco, quindi da questo punto di vista oggi siamo di fronte a una vera e propria crisi da offerta, non da domanda, imprese che hanno 3 problemi. Non hanno il problema degli ordini, che ce l'avevamo fino al 2015, no? Certo. Abbiamo vissuto tantissime crisi, oggi abbiamo gli ordini ma non abbiamo le materie prime, costa tantissimo l'energia e non si trovano molto spesso le competenze, le persone, i lavoratori e le lavoratrici per svolgere l'attività. E quindi in questo quadro che cosa succede agli imprenditori, per esempio, che non riescono a far fronte poi agli ordini, no? Perché come dice lei, paradossalmente ci sarebbe anche più lavoro, quindi più modo anche magari di assumere anche ulteriormente, ma si è bloccati. Succede cosa? Succede che gli imprenditori molto spesso di tantissimi settori, parlo del manifatturiero, del terziario, abbiamo visto il turismo in questo periodo, dell'edilizia, esatto, del turismo, non trovando nel mercato del lavoro figure disponibili, cercano di reclutare personale portandoli via a qualche altra azienda e quindi si è messa in moto una fortissima mobilità lavorativa. Quindi magari giocando, non so, sullo stipendio, su condizioni. Diciamo che oggi per un lavoratore e una lavoratrice, soprattutto se hanno delle competenze spendibili, hanno la possibilità di scegliersi il datore di lavoro in base alla retribuzione che viene offerta, ma non è solo una questione di retribuzione, molti lavoratori, molte lavoratrici scelgono un lavoro piuttosto che l'altro perché magari è più vicino a casa, oppure perché gli permette di conciliare meglio gli orari con le proprie esigenze personali e familiari. Cioè in questo quadro ci rimettono le competenze o comunque cioè il fatto che ci siano comunque
peraltro non è solo di questo periodo, ma parecchi incidenti, no? Sul lavoro, la fretta magari di dover portare a termine alcuni... Cioè, voi riscontrate che comunque in questa modalità quasi impazzita, no? In cui appunto magari ci si fa la guerra, perché poi il rischio magari è di chiusura, no? Cioè... Noi abbiamo visto in questo anno e mezzo di ripresa dopo la pandemia, di fianco a un aumento occupazionale che c'è stato, anche un aumento degli infortuni sul lavoro. In particolare i settori più colpiti in Veneto da infortuni sul lavoro, soprattutto da quelli gravi e mortali, sono sempre i soliti settori, l'agricoltura, che è il settore più pericoloso dove lavorare. Tra l'altro nelle ultime ore c'è stata veramente un ulteriore decesso, esatto, da questo punto di vista. L'edilizia, dove la ripresa dell'edilizia, anche grazie ai vari bonus, ha portato le imprese a reclutare nuovo personale, molto spesso non adeguatamente formato, soprattutto sui temi della sicurezza. Infatti in edilizia abbiamo avuto un'impennata fortissima degli incidenti, sempre per gli stessi motivi: cadute dall'alto, schiacciamento da parte di carichi che cadevano, e quindi tutte tragedie evitabili, soprattutto evitabili con un'adeguata formazione del personale rispetto al comportamento di tenere in un cantiere. Ecco, quindi sicuramente questa forte rinnovata mobilità nel mercato del lavoro, se non viene gestita adeguatamente, sia nel formare le competenze, sia nell'educare alla sicurezza, rischia di creare molti problemi, soprattutto quelli più tragici legati appunto alla sicurezza, perché sono troppi i morti sul lavoro ancora in Veneto. Certo. È un fenomeno non più accettabile. Tra l'altro leggevo negli ultimi report, siamo secondi dopo la Lombardia, se non ricordo sì, male. Quest'anno c'è stata una fortissima impennata, poi c'è un monitoraggio in corso con la Regione, con la quale abbiamo stipulato un nuovo patto, un nuovo piano strategico per la sicurezza, coinvolgendo anche tutte le associazioni datoriali. L'abbiamo firmato il 2 maggio scorso e adesso bisogna accelerare nell'implementazione, perché si sa cosa fare per evitare l'infortunio, bisogna farlo però, ecco, bisogna migliorare, se no si parla e basta. Migliorare la formazione, aumentare i controlli, rafforzare gli organismi di controllo come gli SPISAL e collaborare fra istituzioni. La questione appunto dei super bonus, eccetera, no? Che alla fine è diventato quasi un grimaldello. Cioè come si dipana adesso il problema che molte aziende tra l'altro rischiano? Ma gli incentivi di questo tipo hanno sempre l'effetto positivo di rilanciare i settori, però hanno poi il difetto di drogare il mercato. Ha ragione da questo punto di vista il Presidente del Consiglio a voler riconsiderare questo super bonus, che siccome copre tutto il costo non ha più portato anche a una giusta trattativa sui costi, che infatti sono esplosi, i costi dell'edilizia, mettendo in difficoltà il mercato, soprattutto perché nel momento in cui questi super bonus non ci saranno più avremo un mercato fortemente segnato da una bolla e con forti speculazioni sui prezzi che rischiano di restare nel tempo. Quindi si rischia l'effetto boomerang, no? Assolutamente sì, infatti questi bonus vanno sempre calibrati con molta attenzione, perché le bolle quando si creano poi prima o poi esplodono. Certo. e rischia questo di creare dei problemi ulteriori. Sì, si parla molto in questi giorni anche del fatto appunto che non si trova personale, stagionale per lo più, ma nemmeno solo stagionale. Ci sono anche grosse realtà che insomma devono, per esempio ristoranti che devono chiudere o la mattina o la sera. Abbiamo visto anche Gardaland, per esempio, che è una struttura anche che lavora quasi tutto l'anno, che chiude prima alcune attrazioni, e si tende poi a dare la colpa al reddito di cittadinanza in parte. Questo è vero o no? Perché si fa fatica a capire. Allora, diciamo che ci sono più fenomeni che si sommano insieme. Sicuramente c'è un effetto, fra virgolette, perverso degli ammortizzatori sociali. Sicuramente da questo punto di vista servirebbero dei provvedimenti che noi come CISL abbiamo sollecitato a livello nazionale da più tempo. Chi fruisce di un ammortizzatore sociale, cioè riceve risorse pubbliche per far fronte a una difficoltà, deve essere in grado anche di restituire qualcosa alla comunità. Qui basterebbe avere una norma molto semplice che obbliga chiunque è
in reddito di cittadinanza o in cassa integrazione. Ad accettare un lavoro? No, basterebbe obbligare tutti a fare almeno mezza giornata di formazione ogni giorno, perché questo chiaramente svuoterebbe la possibilità di lavorare in nero, perché questo che molto spesso succede, e comunque rafforzerebbe le competenze di queste persone. Allora un meccanismo di questo tipo permetterebbe di vincolare queste persone a un impegno. Penso però che ci siano anche altri fattori che vanno presi in considerazione, soprattutto per alcuni settori specifici che oggi sono in difficoltà a reperire il personale, e sono proprio le condizioni lavorative anche dal punto di vista economico, ma non solo, che vengono offerte. È chiaro che oggi in un mercato del lavoro in cui la domanda di lavoro è più alta dell'offerta del lavoro, perché questo è quello che sta succedendo, bisogna rivedere. Probabilmente alcuni trattamenti economici, normativi che vengono proposti, che magari andavano bene una volta, non vanno più bene adesso. Quindi ecco, qui c'è un tema contrattuale per noi molto forte, che vuol dire rendere più attrattivi questi posti di lavoro. E senta, tra l'altro arriviamo alla fine quasi alla questione delle dimissioni in Veneto, che si legano anche a questo, perché voi avete dal vostro osservatorio visto che si tratta proprio di maschi occupato nel commercio del turismo e dei servizi, 1 su 3 under 30. Chi sono questi lavoratori? Allora, noi abbiamo avuto un fenomeno crescente negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi di dimissioni da un posto di lavoro a tempo indeterminato. Allora, tante sono le interpretazioni. Noi abbiamo fatto un'analisi su un campione che possiamo analizzare molto da vicino, perché dal 2016 per dare le dimissioni, proprio per evitare il famoso e grave problema del passato delle dimissioni in bianco, le dimissioni vanno date sul portale del Ministero del Lavoro. Chi non è in grado di farlo da solo può usufruire dell'assistenza del sindacato, quindi noi abbiamo ogni anno fra 15 e 20 mila persone che vengono negli sportelli della CISL per farsi assistere in questa pratica di dimissioni. Ecco, su questo campione noi abbiamo fatto un'analisi, abbiamo scoperto che molti sono i giovani, quindi sotto i 30 anni, quindi vuol dire che in quell'età lì si è più disponibili anche a rischiare un cambiamento, perché poi crescendo, andando negli over 30, diminuisce il numero di persone che danno le dimissioni. Esatto. Sono più i maschi che le femmine che hanno dato le dimissioni negli ultimi mesi, anche questo forse è un fenomeno legato anche ai settori che danno più opportunità. Ma la cosa che abbiamo riscontrato soprattutto è che le persone che danno le dimissioni, per la stragrande maggioranza, le danno perché hanno già pronto un'altra offerta di lavoro. Tant'è vero che molti chiedono nel momento delle dimissioni di come evitare il periodo di preavviso e quindi come potersi liberare subito, perché hanno già un'azienda che li aspetta dall'altra parte. Quindi non è un fenomeno come qualche intellettuale ha anche paventato, di persone che si ritirano dal mondo del lavoro per fare una vita diversa, eccetera, semplicemente si cerca un lavoro migliore. Ecco, questo è quello che sta succedendo, è legato a questa maggior dinamicità. Sarebbe una brutta notizia, no? Nel senso... Ma assolutamente no. Se non fosse appunto per poi la carenza di... È un fenomeno che naturalmente va gestito, e tant'è vero che alcune imprese hanno cominciato a fare delle politiche anche di contrattazione sindacale per rendere più attrattivo quel posto di lavoro e fidelizzare di più i lavoratori. Certo, anche perché perdere un lavoratore che tu hai già formato e che è nel tuo organico, diventa insomma... Quindi ecco, da questo punto di vista... Se poi non ne trovi altri, tra l'altro. Esatto, sì, perché poi quelli che vengono, diciamo, contesi fra le imprese sono quelli che magari hanno competenze specifiche professionali. Quindi qui ecco, c'è uno spazio anche per una contrattazione sindacale che permetta di migliorare le condizioni di lavoro e far sì che le persone si fidelizzino alle imprese. Certo, come rubo altri 2 minuti, lo dico ad Andrea Vernea che è regia, la questione femminile, no? Perché poi le donne in pandemia hanno avuto, diciamo, delle complicazioni oggettive, quindi questa gestione è diventata magari ancora più faticosa. È vero che molti hanno dovuto rinunciare al posto di lavoro. È stato un fenomeno molto, molto rilevante, soprattutto nel 2020, dove è calata fortemente il tasso di occupazione femminile in Veneto, siamo calati al 50%, c'è stata una ripresa già nel 2021, dove si era arrivati a un tasso di occupazione femminile intorno al 55%. Però, e quindi questo è un tema, il lavoro delle donne è un tema fondamentale che si deve affrontare anche con
condizioni di lavoro che permettano, che consentano di conciliare, più per le donne che per gli uomini ancora, per motivi culturali, gli orari e gli impegni lavorativi con gli orari e gli impegni familiari. Perché poi spesso si tratta di donne competenti, tra l'altro, no? Cioè, Ma, quindi, molto spesso sì, anche perché insomma poi... Quindi è una perdita non solo, voglio dire, a livello proprio della donna, ma a livello anche, voglio dire, sociale. Ma c'è un tasso di correlazione diretto, provato scientificamente, dove c'è un tasso di occupazione femminile più alto, il PIL dei paesi cresce più velocemente. Certo. Quindi, come dire, questo è un obiettivo che anche il nostro paese si deve dare. Dobbiamo dire però che oggi il 40% delle donne che lavorano in Veneto lavorano a part-time, e di questo 40% la metà lavora a part-time non per propria scelta, ma per un'imposizione. E abbiamo molte donne che lavorano con orari di lavoro di 8-10 ore settimanali, quindi sono lavori, molto spesso lavori umili, però lavori poveri, che non consentono di avere un reddito sufficiente, e non sono orari scelti dalle donne, ma sono orari imposti dall'organizzazione del lavoro. Ecco, quindi lì c'è uno spazio importante per migliorare le condizioni di lavoro, ma anche il reddito delle donne che si impegnano dal punto di vista lavorativo. Chiaro. Allora, noi ringraziamo Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto, che semplicemente si alza dalla sedia per far posto a Tiziano Barone, ma che resta con noi anche se voi Grazie. Non lo vedrete. Grazie. Noi torniamo invece subito.